L'amministrazione, il sindaco e tutti, perché ci sono stati e sono sempre molto vicini alle associazioni e si fa cultura a tutto campo. Sicilia Antica partecipa per il secondo anno consecutivo alla Via del Barocco, un'importante, come già sottolineato il consigliere D'Ambra, un'importante manifestazione che comprende attività artistiche, conferenze, attività musicali, attività rivolte ai bambini, anche perché sin da piccoli è importante inculcare il valore della bellezza, dei beni architettonici, artistici, e da Cireale e la Via Daphnica sono veramente un fiore all'occhiello del barocco, sia dal punto di vista dei palazzi storici, sia dal punto di vista delle chiese, e poi in base all'argomento che tratteremo con i nostri gentili relatori che poi vi presenterò, parleremo stasera degli antichi mestieri. Un excursus a 360 gradi sulle attività dell'artigianato che hanno reso veramente per un periodo molto importante la Via Daphnica un centro da cui provenivano tante arti e mestieri, un centro molto vivo che l'amministrazione comunale intende rivalutare in tutti i sensi. Vi presento brevemente i relatori. La prima parte la tratterà il professor avvocato Matteo Ligari, che farà un excursus un po' in generale su quelli che sono gli antichi mestieri, ahimè, ormai abbandonati, e questo è un problema. Infatti l'attenzione anche della mia associazione di Sicilia Antica è rivolta ad un eventuale progetto anche di formazione per avvicinare i giovani alle arti e ai mestieri importanti di un tempo che purtroppo sono andati dimenticati. Seguirà, ma poi adesso ci presenteremo anche meglio nel corso del nostro incontro, il professore Renato D'Amico, che è già ordinario di Scienze della Politica presso l'Università di Catania, è un appassionato d'arte e di antiquariato e soprattutto, fondamentalmente, il presidente della Fondazione Calos, con sede a Catania. La fondazione è nata dalla sua passione per l'antiquariato, una passione di famiglia che condivide con la moglie, con il figlio, ed è un museo, anzi vi consiglio di andarlo anche a vedere. Questa è un'occasione buona, io già l'ho vista, ne sono rimasta entusiasta. In via Conte Ruggero il museo. In via Conte Ruggero a Catania abbiamo il museo della Fondazione, che ha tantissimi strumenti musicali antichi, orologi da polso e tante altre belle oggetti d'arte. Per finire, ultimo ma non ultimo, me ne vorrà il maestro Salvo Troina. Il maestro, insomma, penso che un po' tutti anche lo conoscete, si è interessato di musica sempre anche per famiglia, per tradizioni familiari anche del padre, e quindi ha fatto anche regista, ha fatto musical, e poi è il fondatore della Kiss Orchestra con i suoi allievi. Si occupa anche di formazione a tutto campo, ma poi anche avremo modo anche di fare qualche domanda nel corso del nostro